Ciao, sono Vittoria e queste sono le notizie della regione Liguria. Boom di turisti nei primi mesi dell'anno in Liguria, che si conferma la prima regione costiera italiana per crescita degli arrivi di turisti italiani. Da gennaio a maggio 2026 gli arrivi sono stati 2.172.841, ben 162.566 più dello scorso anno. Le presenze sono salite a 5.998.044 con un incremento di 487.812 unità. Visita del Presidente della Regione Liguria e dell'Assessore alla Sanità all'Ospedale Evangelico Internazionale di Genova, nella sede di Castelletto. Un'occasione per incontrare la direzione della struttura, il personale sanitario e fare il punto sulle attività dell'ospedale. Regione Liguria stanzia oltre 800.000 euro per finanziare nuovi interventi dedicati all'autonomia, all'inclusione sociale e al miglioramento della qualità della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico. Le risorse saranno destinate alla realizzazione di interventi personalizzati per le persone con autismo, compresi affiancamento e orientamento alla formazione, al lavoro e al sostegno delle loro famiglie. Raggiunge i 700.000 euro per il 2026, il fondo per garantire alle amministrazioni locali i contributi per il recupero dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Un segnale concreto di legalità, restituzione alla collettività e valorizzazione del patrimonio pubblico a cui seguirà la pubblicazione di un nuovo bando di Regione Liguria. Genova celebra uno dei suoi simboli più famosi nel mondo. A settembre, sabato 26 e domenica 27 al Porto Antico ci sarà il primo Fugassa Festival, la festa della focaccia genovese. Nella 2 giorni ci saranno più di 15 appuntamenti, decine di espositori e sarà presentato il manifesto di Genova per la focaccia e l'arte bianca. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.